Dicevo, non era previsto, però c'è un tifoso che vuole assolutamente parlare con Paolo. E quindi, pronto? Pronto? Sì, come ti chiami? Sono Raffaele da Vomero. Ecco, noi sappiamo insomma che Raffaele è affezionatissimo al Napoli e vogliamo che saluti Paolo. Prego Raffaele, Paolo Cannavaro ti ascolta. Ciao Paolo, tutto bene? Sì, tutto bene. Come vanno le cose a casa Fortuna? Bene, fa caldo, però ci si deve allenare. Ti volevo chiedere un piacere. Vai. Se vengo a casa Fortuna ci facciamo una foto insieme. Se sti quarti ti fanno entrare, sì. E tu non lo puoi chiedere se mi fanno Vai, entrare. metto a buona parola, vieni, non ti preoccupare. Sì. Ma con me viene anche la mia ragazza. Quella è innamorata di te. Mica te la rubi. No, vai tranquillo. Sicuro? Vai tranquillo, non ti preoccupare. Sicuro. Lei si è tatuato anche il numero 28 sulle tette. Allora, quello è appropriato, cioè, nel senso che è indicato, dopo- è proprio quello. Mica dopo lo vuoi vedere. No, gliel'ho fatto io, non sai. Non scherziamo, me su queste cose. Sei un po' esagerato, Paolo, non esagerare mo. Ma c'ha un accento un po'... Raffaele di Napoli, conosciuto. chiaro che- Raffaele, vabbè, dobbiamo salutarti. Ultima cosa, prego, dici a Paolo qualcosa in conclusione. Vabbè, quando vengo, dopo la foto voglio anche qualcosa di soldi. Ecco, giusto, anche per le offese Vieni. ricevute. Guarda, secondo me Dai, chi è? questo è un fenomeno, questo qui, secondo me. Se è Perché più a... non l'hai capito. 50, tra i 1,50 e 1,60 lo conosco forse. Vai Paolo, vai. Non lo so, Lorenzo forse. Sono un po'... Che sei? Lorenzo Insigne, scherzo al capitano. Oh, scedaggio lanciato, vorrei che non ti riconosco. Ti ha fatto. Ci sei cascato, caro Paolo, mi sembra di sì, Nessuno l'aveva riconosciuto, nessuno di noi. Avevo il dubbio, però... Lorenzo, dai. Fate il controscherzo, Ce l'hai Lorenzo. fatta, Lorenzo. Vabbè. Grazie Lorenzo, un abbraccio. Ciao a te. Ciao.